that's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Questa è Te la ridò io l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti. Cominciamo con una delle tante notizie che sicuramente questa è stata rimbalzata ovviamente in Italia, con il segretario di Stato Marco Rubio che è venuto in Italia proprio a parlare con la prima ministro Giorgia Meloni e anche con il ministro degli esteri Tajani. Un Marco Rubio che ha cercato di distendere gli animi sia con gli alleati europei sia con proprio noi italiani e anche con il Papa. Perché? Perché ha detto che ovviamente la NATO è molto, molto importante e che è normale che i paesi cerchino di tutelare i propri interessi, come ha detto anche la stessa Giorgia Meloni, e soprattutto ha parlato del Papa dicendo anche che la relazione fra la Chiesa Cattolica e gli Stati Uniti sicuramente sopravviverà le tensioni attuali che ci sono con il presidente Donald Trump. Quindi un Marco Rubio molto distensivo, giustamente, e con un messaggio di vicinanza molto importante. Andando avanti con le notizie, negli Stati Uniti continuano le problematiche legate al settore del trasporto per quanto riguarda la via aerea, perché è fallita 2 settimane fa Spirit Airlines, che era una compagnia di viaggio low cost, ma anche perché ci sono tanti altri incidenti negli aeroporti. Purtroppo addirittura un aereo ha investito un lavoratore che lavorava proprio in uno degli aeroporti, causando purtroppo la sua morte. E la problematica, altra grande problematica per le aziende, ovviamente riguarda anche il carburante. Ma una notizia anche molto, molto importante per gli Stati Uniti ovviamente è stata anche la possibilità che Trump sia riuscito poi a garantire un cessate il fuoco per Russia e per Ucraina, un cessate il fuoco che ovviamente è anche per le feste nazionali russe, ma in generale anche in Ucraina si festeggia la vittoria contro il nazismo, ovviamente una parata molto molto importante, soprattutto parliamo di una manifestazione per lo Stato, per la Federazione Russa, nazionale e anche di orgoglio, ovviamente, per aver sconfitto una minaccia così importante in passato. E andando avanti con le notizie, sempre però rimanendo nell'est Europa, Donald Trump ha ammesso e ha ringraziato che sono stati liberati 5 prigionieri in Bielorussia, e ringraziato il presidente Lukashenko per aver acconsentito a queste negoziazioni e anche a questa liberazione. Tra l'altro è stato liberato un giornalista polacco e attivista, Andrzej Pexobut, spero di averlo pronunciato non troppo male, che è stato anche vincitore di un premio molto, molto importante per quanto riguarda il giornalismo, e quindi si parla di una persona importante anche per quanto riguarda le denunce sociali. Ma quindi un Donald Trump che perlomeno per quanto riguarda la politica estera, quando può, come si vede, cerca di arrivare ad accordi. E infatti, rimanendo sempre d'accordo, rimanendo sempre in politica estera, il Brasile del socialista Lula ha dichiarato tramite il ministro delle finanze
che l'amministrazione Trump e il governo brasiliano discuteranno poi a Washington proprio per quanto riguarda i dazi, per riuscire ad arrivare anche a una importante e a una costruttiva conversazione, perché ovviamente purtroppo per il Brasile i dazi sono altissimi e hanno avuto anche delle problematiche enormi per quanto riguarda soprattutto la moneta locale, che in Brasile è sempre più in difficoltà, purtroppo per i brasiliani. Parliamo anche per quanto riguarda il Brasile, anche per la deforestazione illegale, molto importante per capire le policy, le iniziative proprio dello Stato brasiliano, ma anche ad esempio un pagamento istantaneo, il mercato ad esempio dell'etanolo, e quindi bisogna vedere su cosa si arriverà, su che cosa si discuterà. Ovviamente tanti dazi sono stati in realtà poi tolti, ma quelli che sono rimasti sono comunque importanti e impattanti per l'economia brasiliana, altrimenti non avrebbero cercato più volte di distendere gli animi gli stessi brasiliani che inizialmente si erano mostrati molto gagliardi, ecco, nei confronti della presidenza Trump, parlando con un Lula addirittura di creare una moneta, una moneta alternativa al dollaro come valuta internazionale. Ecco, poi tra l'altro parlando di Iran, parliamo di esperti che ovviamente sperano e consigliano al presidente Trump di arrivare a un accordo che però vieti in tutti i modi un modo per raggiungere la bomba atomica con con lo studio di plutonio oppure con l'uranio. Quindi che ci siano delle clausole, ecco, in questi accordi di pace molto importanti per quanto riguarda una possibile bomba nucleare. Ma andando avanti con le notizie, rimanendo però sempre sull'Iran, ricorderete l'attentatore che aveva cercato di assassinare Donald Trump durante quella cena dedicata proprio alla stampa che il presidente degli Stati Uniti dedica solitamente in un hotel Hilton proprio a Washington. Ecco, sembra proprio che nel manifesto che ha inviato ai suoi familiari, in una email che aveva già impostato per quel giorno, si dipinge come Salvatore, e parla anche di come il conflitto in Iran sia stato fondamentale per lui per capire che sarebbe dovuto mettere in azione. Quindi parliamo ovviamente di una persona mentalmente instabile. Ricordiamo comunque non si tratta di un giovanissimo, comunque siamo oltre i 30 anni, quindi una persona tra l'altro che ha studiato tanto, quindi istruita. Questo per dire che la propaganda, purtroppo il cervello può essere infettato purtroppo anche quando si tratta anche dei migliori cervelli a disposizione, in teoria, per quanto riguarda l'istruzione. Ma infatti, parlando di un altro trentenne che ha minacciato di morte sia Donald Trump sia Pam Bondi, che era l'ex segretario per quanto riguarda il Dipartimento della Giustizia, sia anche Melania Trump, sia anche Marco Rubio, il segretario di Stato. Ecco, si parla di un uomo della Florida di 32 anni che addirittura rischia 10 anni di prigione. Quindi sempre proprio un'altra persona, non più giovanissima, giovane ovviamente, ma non più con la possibilità di essere veramente manipolata da persone più grandi di lui. Parliamo anche quindi di altri casi in cui la violenza politica inizia dai social, ma inizia anche a toccare chiunque e non più persone
isolate dal resto della popolazione civile. Ecco, questo è anche importante da tenere in considerazione. L'altra importante notizia per quanto riguarda, ad esempio, gli Stati Uniti, l'amministrazione Trump ha rilasciato dei files, dei dossier sugli UFO, una questione che ovviamente anima tante persone e tra l'altro Obama stesso ha deciso di intervenire sull'argomento dicendo che nel caso esistessero veramente gli alieni, ecco, il governo federale in realtà lo avrebbe già fatto trapelare, perché il governo federale, secondo lo stesso ex presidente democratico, non è buono a tenere i segreti. Ma l'altra grande notizia, grande per modo di dire in questo caso, per quanto riguarda l'ex presidente Obama, in una chiacchierata con il presentatore americano Colbert, ha ammesso che secondo lui lo stesso presentatore potrebbe fare il presidente meglio di Donald Trump perché la barra, secondo lo stesso Obama, è bassa. Ecco, ricordiamo quindi a Obama che magari la barra è bassa proprio perché c'era qualcuno che prima di Donald Trump non si faceva scrupoli a deportare milioni di persone e a bombardare villaggi di civili in Afghanistan. Quindi diciamo che comunque la barra bassa forse è anche per altri motivi. Altra notizia per quanto riguarda gli Stati Uniti, in questo caso bombardamenti, perché dei missili hanno colpito una nave nel Pacifico che tra l'altro, secondo gli stessi americani, trasportava sostanze di stupefacenti, quindi parliamo sempre di narcotraffico, parliamo sempre di Stati Uniti che sono molto attenti quando si tratta di colpire queste imbarcazioni e che molte volte, se non quasi tutte, secondo le statistiche, non porta a sopravvissuti. E andando adesso invece in tema di politica nazionale, le midterms si stanno avvicinando. Ricorderete la Virginia, uno stato che stava cercando di praticare il gerrymandering, che era stato elogiato in questo caso ovviamente dai media nazionali perché dava più voti per la minoranza afroamericana, che ovviamente avrebbe votato Partito Democratico, secondo gli esperti, quando molte volte è capitato in realtà il contrario, come nelle ultime elezioni. Ma la Suprema Corte della Virginia ha bocciato questa questo disegno di legge di proprio redistribuzione dei distretti e quindi rimane una struttura per quanto riguarda le elezioni della Virginia normale, non proprio a favore dei democratici. Parlando quindi poi anche in realtà dell'Alabama e dei repubblicani dell'Alabama, anche loro adesso stanno provando a cambiare i distretti, chiedendo addirittura non alla Corte Suprema del proprio Stato, Alabama, ma addirittura quella nazionale, proprio per approvare, dopo quello che è successo recentemente, ne abbiamo parlato anche qui su Radio Libertà, ovvero la Corte Suprema aveva bocciato tanti disegni e tanti disegni a favore di minoranze, a favore del voto delle minoranze degli Stati Uniti, proprio dicendo che in realtà non è un motivo adatto, non è un motivo adatto proprio per poter cambiare le leggi, proprio per poter cambiare la redistribuzione dei distretti, applicare il gerrymandering. Ecco, quindi sempre notizie molto importanti, soprattutto per le elezioni di medio termine, che vedranno un importante cambiamento forse all'interno del Parlamento, del Congresso a stelle e strisce, ma
stanno continuando giustamente i repubblicani a combattere, a contrattaccare per quanto riguarda la ridistribuzione dei distretti, perché anche in Louisiana i repubblicani della Louisiana stanno provando a ridisegnare i distretti a favore ovviamente del proprio partito. Giusto o sbagliato, per me è assurdo che possa essere cambiato con questa facilità negli Stati Uniti a prescindere dal partito, ma se i democratici prima criticavano i repubblicani, prima scappavano addirittura dagli stati repubblicani per non approvare la redistribuzione dei distretti, è giusto che comunque dopo che loro lo hanno fatto in tanti stati democratici come la California, è giusto che i repubblicani lo facciano nei propri stati a maggioranza repubblicana. Ma l'altra notizia molto importante ed esclusiva di Reuters per quanto riguarda l'amministrazione degli Stati Uniti, Kennedy e il proprio ministero, il proprio dipartimento della salute sta cercando di controllare proprio gli antidepressivi. Perché? Perché sta vedendo e sta valutando se attuare un divieto in tanti antidepressivi, tante medicine dedicate quindi alla salute mentale che in questo momento sono utilizzate dagli americani, ma ovviamente questo palloncino di indignazione ovviamente in realtà deve fermarsi, perché ovviamente la federazione per quanto riguarda i farmaci americana non può bandire dei medicinali se non hanno dei problemi per quanto riguarda la salute. Quindi anzi sempre ottimo per quanto riguarda la salute, controllare se effettivamente sono dei farmaci che fanno bene, perché ricorderete e saprete che negli Stati Uniti ci sono dei farmaci come ad esempio Adderall che vengono prescritti proprio a persone che magari sono state diagnosticate con un disturbo di iperattività, quindi un farmaco che in realtà ha effetti collaterali molto molto importanti. Secondo Kennedy i farmaci proprio antidepressivi sono prescritti con troppa facilità dagli psicologi e dagli psichiatri americani. Quindi anche qui una bella lotta molto importante. Qua non si può che supportare, perché quando si parla di cervello, di chimica anche del cervello, ovviamente i medici sapranno meglio di me spiegare questa situazione, ma negli Stati Uniti è veramente molto semplice ottenere certi farmaci che possono cambiare totalmente la vita quotidiana in peggio per le persone. Una notizia che ha messo in difficoltà, ad esempio, i college americani è l'attacco hacker in una piattaforma utilizzata soprattutto dai college ma anche dai licei, Canvas, che ha messo in difficoltà purtroppo tante scuole americane, e non solo, perché si parla addirittura di 9.000 scuole che utilizzano nel mondo questa piattaforma, che mette quindi in difficoltà anche la stessa istruzione che si basa su queste piattaforme esterne. Questo vuole il progresso, quindi purtroppo per gli studenti, purtroppo per i lavoratori all'interno del sistema scolastico si trovano in difficoltà. Ma andando con le altre notizie, ultime notizie in chiusura, l'ultima notizia in chiusura: gli americani in questo momento sono in un periodo felice per quanto riguarda i dati per i posti di lavoro, per l'occupazione, perché sono e rimangono assolutamente positivi e forti. Quindi tante parole per quanto riguarda una Stati Uniti in difficoltà per il lavoro, per dazi, per lo stretto di Hormuz, quando poi i dati dicono per fortuna per le persone comuni altre cose. Una buona giornata a tutti, una buona settimana a tutti, grazie per l'attenzione, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. We attempted to form a strong